Seconda corsa dall'Arcoveggio, questa volta sul miglio e solo per femmine. Hilary Gams, Ida Trio, Ilenia ZS, Iside, JCP, Idea Geniale, Par, Igia degli Dei, ritirate invece Ice Girls Life. I favori, non ci sono favori praticamente, c'è una cavalla nettamente favorita e vediamo che Idea Geniale Par cerca subito di assumere l'iniziativa, ma si oppone Ida Trio. Ida Trio veloce a prendere il comando, si accoda in seconda posizione. Idea Geniale riesce a farlo di misura su Hilary Gams, mentre al largo c'è la progressione di Ilenia ZS, che però si ferma al sediolo di Idea Geniale Pari. Intanto il ritmo tranquillo per i primi 400 in 32,7 con Ilenia ZS, che ora gradualmente si porta sul battistrada e si trascina Hilary Gams. Cavalli dopo 500 metri di gara, andatura ridotta con al comando Ida Trio. In seconda posizione rimane Idea Geniale Para, all'esterno è usciti Ilenia ZS, scusate, mentre Hilary Gams avanza ora in terza ruota e si porta direttamente su Ida Trio, costringendolo ad accelerare. A 800 dalla conclusione, 1,6,2 il passaggio, c'è un 15,4 e sulla piegata continua a guidare Ida Trio con Hilary Gams che però si impegna al suo esterno. A contatto rimane Idea Geniale Par, chilometro completato in 1,21,1 con Hilary Gams che attacca con decisione ora, ma replica molto bene Ida Trio. E le due prendono qualcosa di vantaggio da Idea Geniale Par, che torna sotto però al paletto dei 400 metri finali, un parziale ancora svelto, 14,6. Torna all'attacco Hilary Gams, si difende Ida Trio, più indietro Idea Geniale Par che ha perso ancora qualche battuta, ma prova a ritornare sotto. Intanto completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo, Ida Trio si presenta in testa, Hilary Gams al suo esterno, la impegna, poi a centropista, l'errore per un attimo di Idea Geniale Par, insiste nuovamente Hilary Gams, va su Ida Trio, si difende Ida Trio, Hilary Gams insiste, Hilary Gams sul palo di precisione, passa e vince, mentre per il terzo dovrebbe essere Iside JCP a prevalere. 1,18,9 ragguaglio conclusivo, 31,1 a chiudere. Arrivo anche qui molto serrato con Ida Trio che lungo la corda tenta la difesa contro Hilary Gams, che però guadagna terreno e sul palo emerge di precisione. Anche qui una testa abbondante di vantaggio per l'allieva di Marco Stefani, che la porta alla vittoria per conto di Enrico Montagna e del team di Divignano e per conto della scuderia Magaffè.